La mia storia da panettiere inizia nel lontano 1991, quando da garzone ho iniziato a 14 anni a fare il fornaio, appassionarmi di questo lavoro, appassionarmi dei lieviti, appassionarmi di tutto quello che era profumo del forno. Dopodiché incontro mia moglie e nel 2007 decidiamo di aprire un piccolo panificio qui e da lì nasce la nostra storia. Nel 2010 decidiamo di prendere un panificio tutto nostro con una realtà che qui al momento ancora non era famosa. Abbinare al pane, al panificio, l'angolo caffetteria. E è stata una sfida molto importante perché eravamo un'azienda giovane, noi non siamo figli d'arte, siamo partiti con le nostre forze, con tutto quello che avevamo, raccontando anche bugie alle banche, raccontando qualsiasi cosa pur di mandare avanti il nostro progetto. E diciamo che si può dire che è stato un progetto vincente perché subito all'inizio la gente era un po' titubante, non capivano perché entrare in un panificio c'era anche la possibilità di bere il caffè. Questa cosa qui noi l'avevamo vista in un viaggio a Parigi nel 2009 e una mattina facendo colazione tutti i panifici della Francia di Parigi li abbiamo visitati perché la mia passione mi spingeva sempre ad entrare, a comprare una baguette, a prendere un pezzo di pane e vedevo la gente che entrava, prendeva un caffè, prendeva due brioche, un pezzettino di dolce, un pezzettino di pane ed usciva. Ecco, da là ci è venuta la brillante idea di fare un format uguale. Oggi ne abbiamo 4 tipologie sparse nella provincia di Treviso, nel futuro ne avremo in mente di aprirne altre, sempre con questa formula che è una formula vincente secondo noi. Abbiniamo al panificio, classico panificio con del pane fatto artigianalmente in tutte le sue maniere, la parte di caffetteria, la parte di vienneseria con le parti di colazione, di colassanteria, tutto di nostra produzione, una parte pausa pranzo di snaccheria, dunque abbiamo tutta la parte di pizza, pizzette, toast, insalatone, finché andiamo a chiudere la sera con l'aperitivo serale. Al giorno d'oggi è una formula che va tantissimo, noi siamo, nonostante i sacrifici, ma quelli sulla vita si devono sempre fare se si vuole raggiungere qualcosa, al giorno d'oggi è una realtà che sta andando molto bene.